Heather McPallister. Non sopportavo l'idea che il suo corpo, fosse buttato in qualche bosco, da qualche parte come spazzatura. Nei giorni precedenti a Natale mi era venuto l'impulso di andare a cercare attorno alla chiesetta abbandonata, l'ex obitorio dell'OPP. Ho comunicato su Facebook che sarei andato e quando sono tornato ho comunicato che non avevo trovato nulla. Io non credo che sia un caso, se il corpo è stato trovato a 50-60 metri dove l'avevo cercato, buttato in un bosco con addosso degli inutili sacchi neri, proprio per in qualche modo ancora più puntare su come spazzatura. Nella sua prima intervista, poco prima che Liliana fosse trovata, nel momento in cui verrà trovato il suo corpo, potrà finalmente avere una perlomeno dignitosa sepoltura. Mentre adesso il pensiero che lei sia buttata come dell'immondizia in un bosco di riva al mare, questo mi è insopportabile. A Covalero appare chiaro che qualcuno potrebbe aver sentito le sue dichiarazioni in televisione e ha letto i suoi aggiornamenti comunicati sui social e aver avuto quindi l'idea per agire, cioè far trovare il corpo di Liliana abbandonato in un'area boschiva, come se fosse spazzatura. Francamente a me pare evidente, perché sarebbe necessario che Liliana, con l'intenzione che non avrebbe mai avuto di suicidarsi, fosse andata lì in quel postaccio. Covalero aggiunge che a lui non hanno mai preso impronte né DNA.